Bezalel, Oliab e tutti gli uomini che il Signore ha dato man e chiave perché arrivino a fare tutti i lavori che convengono per il santuario e faranno tutto come che l'ha ordinato il Signore. E così Mosè al clamare Bezalel, Oliab e tutti gli uomini di mestiere che il Signore aveva dato quel don, tutti che loro cur gli sburtava a mettersi d'impegno per fare lavoro. A chiappare di Mosè, tutti che gli israeliti avevano portato per aiutare a fare sul santuario. E stando che ogni dì e continuavano a portare le loro offerte, tutti gli uomini di mestiere che stavano lavorando per il santuario e venirono, lasciando ogni d'un implantato il lavoro che stava facendo. E disero a Mosè, lei te porta poi dice che al covente per ore che il Signore l'ha dato di fare. Allora Mosè al deu un ordine e si mandò a dire per tutto il campamento che nessun uomo o femmine non stedi poi a portare nuie per fare sul santuario e si nebì al popolo di portare anche mo. Materiali andare a vonde per fare tutto il lavoro e andare di botta anche masse. Tutti gli uomini che avevano più mestiere fra che lavoravano e facevano il santuario. Bezalel lo faceva con 10 tendons di filo rituard ricamata a cherubins. Ogni tendon ali era lungo 20 volte come dons e l'arc 4. Tutti i tendons erano lunghi compagni, al dedoglie 5 striches di una bande e 5 di che altre. Al faceva tirellis di purpura e viole da pita dal primo match e al faceva compagni là che finiva l'ultimo tendon dal secondo match. Al faceva 50 peandis dal primo match e 50 da pit dal secondo match, in modo che gli peandi si corrispondevano une con l'altra. Al faceva 50 chians d'aur e all'unì gli strichis dei tendons, une con l'altra mediante i chians. Così il santuario al fodutto unito. Poi al faceva strichis di tele, di pel, di chiavre, petende che era per ora dal santuario. In faceva 11. Ogni strica era lunga 30 come dons e larghe 4. Le sundi strichis erano grandes compagnes. All'unì 5 strichis di una bande e 6 di che altre. Al faceva 50 tirellis talor de ultime striche dal primo match e al faceva 50 tirellis talor de striche dal secondo match. Al faceva 50 chians di bronzo per tenere unì della tenda in modo che fosse tutte un tocco. Al faceva petende un conviert di piels di roc intenciutis di ros e un tapon di corean di quel fin per parzore. Al faceva per santuario breis di len di agace metudi simpins. Ogni bre era lunga 10 come dons e larga un come don e miec. Ogni bre aveva 2 inchiastri unì su un culatri. Al faceva compagni per tutti gli breis dal santuario. Al faceva gli breis per il santuario, 20 breis per facciate di sotto a misdì. Al faceva 40 ciocchi da rint per 20 breis, 2 ciocchi so di una bre per 6 2 inchiastris, 2 ciocchi so di un'altra bre per 6 2 inchiastris. Al faceva 20 breis per seconda facciata del santuario, de bande di sore, e 40 ciocchi da rint, 2 ciocchi so di una bre, 2 ciocchi so di che altra bre. Dal fondo al santuario, a Ievade, al faceva 6 breis. Al faceva anche 2 breis per i cantons da più del santuario. E erano accompagnate a bas 2 a 2 e restavano uniti fin in somp, all'altezza del pringanel. Compagni al faceva per 2 breis dai 2 cantons. Andiere 8 breis coi loro 16 ciocchi, 2 ciocchi so di ogni bre. Al faceva traviestins di lens di agace, 5 per breis de prima facciata del santuario e 5 per breis de seconda facciata del santuario e 5 per breis dal fondo del santuario de banda dal mare. Al faceva un traversin meggian partenia d'un gli breis a miege altezze, di un'estremità all'altra. Al rivestì di plachis d'aur gli breis e al faceva anei d'aur là che si inchianavano i traversins e al rivestì di plachis d'aur anche i traversins. Al faceva il vel di purpura e viole, scarlatta e creme, di filo rituard, lavorata a cherubins. I faceva 4 colonne di agace e li rivestì d'aur, coi rimpins d'aur, e al fondè per loro 4 ciocchi da rint.
Al fase un tendon ricamato di purpura e viole, scarlatta e creme, di fil di lin rituart, per entrate de tende, e anche 5 colonne coi loro impings, a rivestiti di placche d'aur il loro capitei e i listei, il loro cinciocqui investit erin di bronzo.